siamo andate un po' in crisi per preoccupazione per quello che sarebbe stato il suo futuro. Quando abbiamo scoperto, quando ci è stata data la diagnosi, è stata veramente una mazzata. Scoprire che tuo figlio ha un problema visivo vuol dire che ti cambia tutta la prospettiva del tuo futuro. La Fondazione Holman nasce 40 anni fa sul Lago Maggiore per volontà del signor Holman, che ha lasciato tutti i suoi averi per la creazione di questa fondazione, per aiutare le persone che non potevano godere delle bellezze della vista del lago. Offre consulenze e sostegno allo sviluppo dei bambini con disabilità visiva e alle loro famiglie a titolo completamente gratuito. Fondazione Holman ha aiutato Davide tantissimo. Io sono qui dal 2008. Noi siamo arrivati alla Fondazione Holman quando nostro figlio aveva circa 2 anni. Nel momento in cui abbiamo avuto la diagnosi, quasi subito siamo venuti a conoscenza l'assistenza gratuita a circa 400 famiglie. Come dicevo prima, è un ente privato non convenzionato perché il signor Holman ha voluto fare un regalo all'Italia, non facendo pagare né il sistema sanitario nazionale né le famiglie, e quindi è tutto totalmente gratuito. L'obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo di bambini con disabilità visiva e le loro famiglie, quindi ci mettiamo insieme ad un'equipe, grazie ad un'equipe multidisciplinare a fianco delle famiglie e dei genitori che ci chiedono un aiuto. Arrivano circa 350-400 bambini all'anno in entrambe le sedi. Allora, giusto così per dare un'idea, il primo contatto avviene tramite le famiglie, quindi i genitori che vengono a conoscenza della fondazione tramite il passaparola o tramite altri professionisti ci contattano, quindi non c'è bisogno di una richiesta del medico, di una prescrizione, e ci chiedono una consulenza diagnostico-funzionale tendenzialmente. Il 90% delle richieste è: aiutateci a capire come vede il nostro bambino e come poterlo aiutare. Questa è la traduzione di consulenza diagnostico-funzionale. Quindi abbiamo una parte appunto diagnostica grazie alla consulenza dei medici e una parte di approfondimento funzionale relativamente quindi al come il bambino utilizza il residuo visivo, ma soprattutto come possiamo aiutarlo nell'utilizzarlo al meglio, se c'è, e quando non c'è, come poter sviluppare gli altri sensi. Questo avviene attraverso, seguiamo bambini dai 0 ai 14 anni, dai 0 ai 24 attraverso dei percorsi di attenzione precoce particolarmente dedicati alla fascia della primissima infanzia, sempre all'interno di un approccio però multidisciplinare. Nella fascia 2 e 6 li seguiamo attraverso grazie ad un'eventuale presa in carico relativa prevalentemente agli aspetti prescolastici e poi agli aspetti scolastici dai 6 ai 14 anni, quindi 3 filoni di consulenze che poi possono svilupparsi nella presa in carico assolutamente globale, quindi che coinvolge l'area psicoeducativa, riabilitativa, affettiva relazionale e ludico-espressiva, con eventuale presa in carico neuroftalmologica e monitoraggi con gli altri servizi. Tutti i percorsi sono assolutamente personalizzati, quindi calibrati sulle esigenze del bambino, sui suoi bisogni
e sulle possibilità e opportunità anche della famiglia nel venire in fondazione una volta a settimana, 2 volte a settimana o una volta al mese o una volta all'anno, in base proprio alle caratteristiche e alle esigenze. Ed ecco il bambino al centro rispetto a tutto, quindi alla diagnosi, comportamenti, il mondo interno, limiti, le risorse, il sistema relazionale. Attorno al bambino girano tutti questi aspetti educativi, psicoaffettivi e riabilitativi diagnostici, quindi veramente con una presa in carico globale, all'interno della quale chiaramente l'aspetto medico-diagnostico è assolutamente fondamentale, perché dà il via, no? Cioè comprende, ci aiuta a comprendere la situazione per poi tradurla anche ai genitori attraverso delle parole accessibili e comprensibili, ma soprattutto dando loro un tempo di accettazione, un tempo in cui possano avvicinarsi a questa diagnosi e capirne le caratteristiche per poi utilizzare quelle informazioni per sostenere il loro bambino. Infine, grazie. Eccoci qua, quindi riabilitazione, sostegno psicologico, cosa facciamo, quali sono le nostre attività? Sostegno psicologico ai genitori, psicoterapia infantile, valutazione diagnostico-funzionale, attività educativa, riabilitazione visiva, integrazione plurisensoriale, logopedia, musicoterapia, riabilitazione neuropsicomotoria, fisioterapia, orientamento e mobilità e attività in aula.